Amici bellini, sì, ma perché lo sapete, ma poi è una questione che spesso, almeno in questo caso, poi non è detto perché alle volte, ma in questo momento, allora noi cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, io mi sono svegliato veramente da poco, quando uno c'ha il che fare, dove sta? Sta qua, io lo vedo dall'altra parte, ma Maurom, benvenuti nuovissimi iscritti, buon martedì di Santo Stefano a tutti e buon San Martedì a tutti quanti, quelli nuovi che si stanno affacciando, benvenuti, insomma, lo sapete, forse non lo sapete, se vi state affacciando adesso non lo sapete, io sono Valerio Fluido da New York, di conseguenza il calcio americano più o meno lo vedo, lo intravedo, lo ricordo, lo osservo, e quindi quando si parla di Insigne al Toronto al 95%, poi è bello sto 95%, no? dici è fatta e ti prendi le tue responsabilità, no, però c'era quel 5%, quindi parrebbe che poi quel 5% noi l'avevamo messo il dubbio, così, quindi le solite storie, no? Di queste notizie non notizie. Il problema però è un altro, è che voi vi dimenticate i like. Capita anche questo, ma quando non c'è calcio giocato è difficile mettere i like, io mi rendo conto. Solo gli amici bellini, quelli veramente bellini, lo mettono e io vi guardo nell'anima, perché vedete come vi guardo nell'anima. Io posso addirittura andare proprio nello specifico, guarda, nell'anima. Beh, così un po' troppo, un po' troppo, meglio tornare indietro, perché poi dopo... io ho paura di un Hamsik bis. Io di questo ho paura. Io non ho, a me la questione Insigne, noi gli stiamo dando un'importanza che va bene, ma al di là del giocatore, delle qualità tecniche, io il sostituto, cioè cerchiamo di avere memoria storica. Ricordiamo quando Hamsik era comunque il nostro capitano e fu venduto a mercato chiuso, ok? Ora voi per esempio nei commenti mi potreste dire se perché qua io leggo le notizie, dice no, ma quello comunque il campionato comincia a marzo e quindi così, non lo so, non mi sono informato se loro possono come i cinesi, seguite come fila il ragionamento, diceva Edoardo, inditegli sempre di sì, e di come fila il discorso, non lo so se loro come i cinesi possono addirittura fare un'offerta con il nostro mercato chiuso e noi facciamo la solita storia, ma è chiuso il mercato, perché come vendiamo Manolas in maniera ufficiale e rispondiamo il mercato è chiuso per comprare, quando invece poi l'Atalanta sta comprando Boga, lo stesso 95%, se non qualcosa in più, allora non vorrei che poi il Napoli fa una cosa del genere, cioè si priva del capitano, magari lo fai a gennaio, febbraio, insomma alla fine, perché faresti cassa di un giocatore che se no altrimenti andrebbe via a zero e dispiace economicamente, e poi non lo sostituisci, e il discorso potrebbe essere vabbè, ma tanto c'hai Elmas, tanto c'hai un ass, tanto sposti Lozano da quella parte, tanto tra il ritorno ci puoi mettere anche Zielinski, avanzi Fabian, e tutta una serie di discorsi che sono discorsi che abbiamo fatto con Ancelotti all'epoca e che vediamo anche a tutt'oggi che non valgono poi quello che valgono, nel senso che si può fare, siamo d'accordo, io mi fido molto di Elmas in prospettiva e non c'è problema. Il problema è però non indebolirci nell'anno in cui sei costretto ad arrivare in Champions e dove la Juventus ha dimostrato un po' di difficoltà iniziali che adesso sta recuperando. Quindi non sprechiamo poi tutto, a me questo che mi interessa, a me il discorso capitano, perché poi escono le notizie eccetera eccetera e uno cerca anche di non farli certi video. È chiaro, però se sul gruppo degli abbonati arriva la notizia e mi rimandano la cosa, se addirittura Giovanni Eagle, il mio amico tifoso della Lazio che sta qui a New York, mi dice ma allora che fa? Insigne, allora vuol dire che la notizia sta girando e che l'algoritmo ha bisogno di un video del genere.
Io però ve la ribalto, a me interessa poco, veramente interessa poco, e vi sottolineo quello che vi ho detto all'epoca. Il Newcastle vuole spendere un sacco di soldi e del Newcastle non se ne parla. Il Tottenham, comparatici così, e Conte è la prima scelta e Conte non se ne parla, anzi hanno smentito. E l'Inter Marotta che ha messo giusto un poco di pepe sopra la cosa, giusto sulla ferita, giusto per rompere un po' i coglioni, e non se ne parla. In Italia, ora il mio amico Eagle ovviamente dice che fa un anno al Toronto e poi va alla Lazio perché avrebbe senso, no? Creare la cosa romantica di Insigne che insomma torna da Sarri e quindi si ritrova. Ho detto, Giovanni, mi risulterebbe un po' strano che contratto gli può fare lo Tito? Perché se Insigne bussa a soldi, e allora a quel punto se il Toronto glielo può fare e fa un'operazione in stile Giovinco, il giocatore piccolino che magari può sguisciare all'interno della cosa, però Giovinco aveva molto più dribbling di Insigne, tecnica e più gol, diciamo la verità, più gol nelle gambe di Insigne. Ora però ovviamente l'America è il campionato americano è un campionato minore, è un campionato sicuramente che ha meno importanza, dove se tu ti imponi comunque il tuo nome sui giornali li fai, ma soprattutto vieni a farti dei soldi, vieni a fare l'ultimo contratto della tua vita e magari imposti tutta una serie di discorsi, di visti internazionali, ti fai comprare una casa, puoi cominciare a fare un discorso di import-export con l'Italia e metti al sicuro il futuro dei tuoi figli che possono fare qualsiasi cosa in America. Sono discorsi che a cui Insigne probabilmente sta pensando. Io ad Insigne devo ricordare che la lingua è difficile se non l'hai mai studiata prima dei 30 anni. Io più o meno l'avevo fatto, sono arrivato qua, mi sono reso conto che quello che avevo studiato valeva ben poco e ho dovuto ricominciare da capo. Si può fare. Il mio amico Tony era a zero, sapeva dire solo ok e adesso è in grado di essere indipendente. Continui a fare degli errori, ma il problema non è tanto fare l'errore perché te lo perdona, l'America te lo perdona l'errore grammaticale. Il problema è imporre la tua personalità con un altro linguaggio, perché lo sappiamo, Insigne musone, però Insigne quando sta bello felice fa sentire le musiche neomelodiche in nazionale. Devi imporre la tua personalità. Se riesci a imporre la tua personalità, se ti organizzi con un traduttore, se ti metti a studiare, se convinci tua moglie che secondo me a Napoli sta bene. Ecco perché Giovanni mi dice, se vieni alla Lazio in 2 ore stai a Napoli. Ma se vai alla Lazio, tu ci torni a Napoli? Questa poi è la mia domanda. Napoli ti perdona il fatto che sei andato in una squadra italiana e a te, Insigne, ti conviene andare in una Lazio dove fai un passo indietro a livello di classifica, poi magari la Lazio diventa fortissima l'anno prossimo e ci supera pure a noi, ma per ora non è così. Allora non avrebbe senso, non sei Higuain che vai alla Juventus e ci vinci comunque uno scudetto in faccia. Questo è il mio discorso. Il problema che mi rimane è sempre quello. Ci stiamo avvicinando, siamo al 26 dicembre, il mercato è chiuso, però la notizia di Boga all'Atalanta esce prepotente, vuol dire che si erano organizzati e l'avevano già fatta. Oggi io mi aspetto senza calcio che si parli di calciomercato del Napoli, ma non che si parli del contratto iniziale, al massimo parlate del contratto di Fabian, che è più importante in questo momento. Ma io quando vedo il Napoli che su Instagram posta una fotografia di Ospina e c'è Ospina così, no? Proprio fisicamente si vede, e io la miniatura sul telefono vedo Ospina così, a tutto logo qualcuno ha firmato, ma è Ospina magari ha firmato il contratto perché pure lui in scadenza è importante, vado ad aprire Ospina che gioca a tombola e voi avete giocato a tombola. Capite che cosa qual è la mia preoccupazione? È che per il 1° gennaio, e mancano 5 giorni, a noi ci serve il difensore. Serve il difensore centrale che magari sappia adattarsi anche a sinistra. Notizie giunto alle Juventus, notizie che praticamente noi lo cerchiamo di piede destro, come volete voi, serve un difensore centrale affidabile, con Bulla, quell'altro, Kodokai, eccetera eccetera, non lo so. Di solito i nomi che escono non sono quelli e il nome che poi uscirà l'ultimo a tutto e in 2 giorni si fa. Di solito è così. Ma ha senso concentrarsi su Insigne? Perché secondo me, a meno che Insigne non compra una pagina di giornale e dice sito di fatiente e merda, perché così io volevo rimanere,
che crei poi del malumore nello spogliatoio. Sentiamo, hai capito, di discorsi di Thuram che fa le cazziate alla squadra, ok? Sentiamo di Mertens un po' scontento con Spalletti per questa sostituzione, per certe idee. Ok, ci vogliamo aggiungere il carico di Insigne? Come rovinare tutto? Il titolo è sempre come rovinare tutto. Rumori, motociclette, eccetera, eccetera. Di conseguenza, ragazzi, il mio consiglio, non mi soffermerei tanto su questa cosa di Insigne. Speriamo che ci sia un piano B per non rifare Hamsik, perché comunque è un capitano che tu vendi a gennaio e le storie si ripetono. A gennaio il Napoli storicamente non è che fa grandi colpi. Sei costretto, perché quando eri costretto con Gattuso sei stato costretto, hai preso comunque Dem e Lobotka, e quindi sotto questo punto di vista qualcosa si può fare, ma era un Napoli disastrato che stava nell'altra parte della classifica ed ce n'era proprio bisogno. In questo momento stiamo lì galleggiando, non vorrei con troppo ottimismo dire vabbè, ma poi alla fine si fa, perché l'Atalanta, che sta galleggiando proprio come noi là, e comunque non sta rallentando rispetto agli anni scorsi, guardate le classifiche, guardate che gironi di ritorno fanno di solito. L'Atalanta compra Boga, il Napoli che fa? Non voglio nemmeno un attaccante, mi posso conservare Elmas e facciamo diventare Elmas titolare, va bene, ma il difensore dov'è? Di conseguenza, attenzione, perché è un attimo il lottare per lo scudetto, l'essere entusiasti, mamma mia che bello, siamo fortissimi e invincibili, a farci scivolare il quinto posto è un attimo. Cerchiamo di non essere troppo ottimisti, parlo della società. Il tifoso faccia quello che vuole, accenda ceri alla Madonna, va benissimo, uno forza no, vabbè, va bene. Tra l'altro mi dicono di un bellissimo programma fatto da Alberto Angelo che praticamente fortunatamente riesco a recuperarmi oggi perché non ho avuto modo, Rai Play, devo organizzarmi eccetera eccetera. Mi dicono di cose bellissime, la bellezza è tutto cosa. Va benissimo, si parla anche Maradona, ha parlato Salvatore Bagni, va benissimo, però non ci facciamo sfuggire quelle occasioni, perché anche questo campionato era un'occasione, non per vincerlo perché l'Inter ha probabilmente aperto un ciclo, ma per rimanere attaccato a questo trenino di sorelle, di condomini eccetera eccetera. Non facciamocelo sfuggire, sarebbe un peccato. I buoni propositi per l'anno prossimo. Facciamo sempre, allora anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, fatemi sapere come si vede questa Camera, perché io credo di aver risolto. Non dovrebbero esserci stati TVB che spuntano all'improvviso, però nel caso in cui servano li facciamo pure uscire. Qual è il problema? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.